Bentornati, benissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Nel corso delle prossime settimane, ma soprattutto a partire proprio dal weekend, assisteremo allo sfondamento delle correnti atlantiche sull'Europa occidentale. Di conseguenza anche l'Italia avrà modo di vivere delle piogge, soprattutto all'estremo nord-ovest, sul versante tirrenico anche, ma solamente in parte, e soprattutto con la formazione di un profondo ciclone che si instaurerà sul Nord Africa proprio all'inizio della prossima settimana, portando quindi intenso maltempo proprio sulle due isole maggiori in modo particolare. E come potete vedere la situazione è questa: intanto ancora la stabilità atmosferica, ancora temperature sopra la media del periodo, le temperature minime come stiamo assistendo anche al nord sono ben sopra i 2 gradi, quindi insomma non assistiamo più alle gelate e quindi alla classica presenza di cieli grigi foschi in Val Padana, e come vedete anche la possibilità di qualche piovasco con questo anticiclone che comunque sarà debole, quindi avremo queste infiltrazioni umide atlantiche che porteranno quindi a qualche maggiore addensamento. E come potete vedere la giornata di venerdì non c'è nulla da segnalare se non la possibilità di qualche debole pioggia a carattere sparso che segnalo sulla Sicilia e sull'estremo nord-ovest, soprattutto sul Piemonte e sulla Liguria. Queste le aree maggiormente coinvolte nella giornata di venerdì. E poi, come potete vedere, per quanto riguarda la giornata di sabato, avremo l'instaurazione di questo profondo ciclone che si andrà a instaurare gradualmente sul Mediterraneo occidentale. Non sarà un ciclone strutturato, infatti sarà un debole campo depressionario che poi andrà a formarsi in modo deciso sul Nord Africa nel corso dei prossimi giorni. E questo porterà qualche rovescio, qualche pioggia a carattere sparsa proprio sul versante ionico, e come vedete un blocco anticiclonico che continuerà a mantenersi saldo sulla Russia e che riuscirà anche a raggiungere l'Europa orientale. Quindi attenzione, perché proprio con questo blocco anticiclonico assisteremo a un progressivo aumento delle temperature, continueranno a mantenersi molto miti per il periodo, rimarrà concentrata ancora soprattutto sulla Francia meridionale per portare a forti precipitazioni, sulla Spagna, specie quella settentrionale e quella occidentale, e con ancora delle piogge che nella giornata di sabato potranno ancora presentarsi. E come vedete io vi accenno già dove ci saranno le precipitazioni, saranno più consistenti per il momento lungo il versante ionico, come dicevo, e sul Piemonte in modo particolare. Le nevicate saranno ben oltre i 1200 metri e quindi il nord-ovest risentirà di nevicate, mentre attenzione perché il resto delle Alpi e del nord-est non riceverà delle nevicate purtroppo, addirittura saranno ben oltre i 1500 metri se proprio qualche fiocco dovesse apparire. E questo insomma è un grave problema, soprattutto per le Olimpiadi di Cortina, perché ci stiamo avvicinando gradualmente e quindi questa situazione comporta anche la mancanza di neve. Come possiamo vedere, quindi la giornata di lunedì vede, come possiamo notare, questo rischio di questo ciclone, la formazione ciclonica proprio sul Nord Africa, portando dei rovesci intensi, e il gelo russo che quindi si instaurerà proprio su questi settori, quindi questo blocco anticiclonico che si andrà a instaurare anche sulla Scandinavia, e quindi continueranno a fluire queste correnti per portare maltempo e precipitazioni davvero intense proprio sul Nord Africa e in parte anche sulle due isole maggiori. Come vedete invece le nevicate continueranno ad agire sull'Europa orientale in parte e sulla Russia. Come vedete l'anomalia termica che riscontreremo questa settimana sarà tale da portare mitezza praticamente su tutta l'Italia, quindi non assisteremo a precipitazioni. Una interessantissima ipotesi è quella che emerge nella settimana successiva. Come vedete si intensifica un'ondata di freddo che proverà a raggiungere anche i settori della nostra penisola, soprattutto il nord Italia. Ancora da valutare però questa ottica proprio possibile tra il 21 e il fine mese. Possiamo vedere questa anomalia che riscontreranno le zone proprio per il rischio di maggiori precipitazioni, ancora da elaborare in realtà questa, perché si pensava
potessero arrivare anche al nord. In realtà quest'ottica non vede delle precipitazioni interessanti proprio su tutto quanto il nostro settore, e come vedete il sud Italia che viene favorito anche nel periodo di fine mese. Come vedete il secco continuerà a mantenersi sul nord Europa e sulla Russia. Quindi insomma non sono attese delle novità nel corso proprio dei prossimi giorni, per riscontrare una vera ondata di freddo potrebbe arrivare proprio dal 24 in poi. Ci aggiorniamo in corso dei prossimi aggiornamenti.